inaugurale del concorso ippico internazionale di Roma. Questa 71esima edizione non poteva proporre un esordio migliore per i colori italiani, se è vero che Vincenzo Chimiri in sella ad Ascol Cleos Fair si è imposto nella prova d'apertura una categoria a tempo. Poi possiamo dire che il manto erboso di Piazza di Siena è diventato ancora più verde grazie alla vittoria dell'irlandese Shane Carey nella categoria mista in sella a Shannondale. Ha preceduto Rodrigo Pessoa per il Brasile con Gandini Bianca Domorì e al terzo posto Roberto Arioldi per l'Italia con Loro Piana Lemato. Mentre entriamo in collegamento si sta disputando la categoria a due fasi. In testa il francese Michel Robert che ha montato Olympia, percorso netto in 30,55, un tempo difficilmente battibile. Ci sta provando Massimo Grossato in sella Loro Piana Lados de Guldenboom, anche se il cavaliere piemontese ha già commesso un errore. Sono dunque 4 le penalità per il binomio italiano che termina in 33,32. Era un tempo abbastanza buono, però c'è quell'errore che pesa sulla prestazione di Grossato. Dunque 4 le penalità per Massimo Grossato. Ora toccherà al belga Ludo Philipp Ayers in sella a Kira. Vi ricordo, amici che siete collegati ora con Rai 3, il regolamento di questa categoria a due fasi. I vari binomi partono per un primo percorso che è imperniato su 9 ostacoli. In caso di netto possono accedere alla seconda fase. A questo punto si stila la somma delle penalità. In caso di parità classifica il tempo ottenuto in seconda fase. Il migliore, lo ripeto, il francese Michel Robert con Olympia, netto in 30,55. Ora un cavaliere di grande esperienza, si tratta di Ludo Philipp Ayers che monta Kira, una femmina dal mantello grigio, nata nel 1995. Ludo Philipp Ayers è del giugno del 63, ha già ottenuto diversi successi nella stagione in corso, però sono 4 le sue penalità. C'è stata una sostituzione anche di saltatore per Ludo Philipp Ayers che nella circostanza monta Parco. 71esima edizione del concorso ippico internazionale ufficiale di Piazza di Siena. Lo scenario è il solito, inimitabile. Lo scenario è il teatro che tutto il mondo ci invidia. Dal punto di vista climatico la giornata è accettabile, anche se soffia un vento abbastanza fresco a raffiche, è a volte piuttosto fastidioso. 17 le nazioni rappresentate, domani vedremo 8 impegnate in Coppa delle Nazioni. Intanto c'è un fuoritempo per Ludo Philipp Ayers che conclude con 13 penalità nel tempo di 74,16. Domani in Coppa l'Italia sarà rappresentata da Vincenzo Chimirri con Rosa, Vincenzo Chimirri campione italiano in carica, Gianni Govoni con Loro Piana Vinia, Massimo Grossato Loro Piana El Quinto e Filippo Moyerson con Loro Piana Fling Garibaldi. Abbiamo sentito nel collegamento con Rai Sport Satellite dalla viva voce di Duccio Bartalucci, commissario tecnico italiano del settore salto ostacoli, che c'è grande ottimismo, sia pure trattandosi per la squadra italiana di un momento di emergenza. Si pensa di fare bene anche perché la vittoria in Coppa manca dal lontano 1985. Momenti clou di questo concorso: domani proprio con la Coppa, sabato con la categoria di potenza, domenica con il Gran Premio Roma, la gara più selettiva a livello individuale. Vi ricordo anche che il concorso romano fa parte della Samsung Super League, l'ultima invenzione della Federazione Equestre Internazionale,
una nuova competizione a cui sono invitate le 8 migliori squadre di ogni stagione agonistica, che si sfidano negli 8 migliori concorsi ippici internazionali ufficiali di salto a ostacoli in giro per il mondo. La prima stagione di questa Super League è partita 2 settimane or sono con il concorso di La Baule in Francia. Ora tocca a Roma, poi ci saranno San Gallo in Svizzera, Aquisgrana in Germania, Ixted in Gran Bretagna, Dublino in Irlanda, Rotterdam in Olanda e poi la finale fissata a Barcellona. Le squadre che prenderanno parte a questa Super League sono la Germania, la Francia, l'Italia, il Belgio, la Svezia, l'Olanda, la Gran Bretagna e l'Irlanda. Vi ricordo che la squadra del paese ospitante, una tappa di questa Super League, può partecipare anche se non qualificata. Sarà l'esempio della Svizzera a San Gallo. La squadra che si classifica all'8° posto al termine di ogni anno nella Super League verrà retrocessa nella Nation Cup Series e la prima classificata in questa competizione verrà automaticamente promossa alla Super League della stagione successiva. Intanto per Nick Skelton, un gradito ritorno all'agonismo, il suo 4 penalità nel tempo di 32,90. Molto bene, possiamo dire che gli inglesi hanno ritrovato un fuoriclasse che era stato tenuto lontano dall'attività agonistica a causa di un incidente piuttosto grave. Nick Skelton in sella a Russell, che però non può insidiare la leadership di Michel Robert. Ed ora inquadrato Conor Swail per l'Irlanda, monta Wingate Paragon, un castrone nato nel 95, inquadrato dalle telecamere dell'Esterna 1 di Roma, pilotate dal regista Roberto Gambuti. Nostro valido collaboratore, il collega Valerio Iafrate, che è in postazione in uno studiolo che abbiamo approntato proprio in prossimità dell'ingresso dei binomi in campo, e credo che dopo il percorso di Conor Swail Valerio sarà in grado di farci sentire ancora la voce di qualche ospite. Intanto è ancora netto il percorso del cavaliere irlandese. Irlanda, come abbiamo detto, molto molto verde, già a bersaglio nella categoria mista con Sean Carey in sella a Shannondale, ma anche l'Italia non è rimasta a guardare. Ha fatto subito centro il calabrese Vincenzo Chimirri nella categoria a tempo che ha aperto le danze. Siamo già in seconda fase con il cavaliere irlandese, che sembra più lento rispetto a Michel Robert, ha superato comunque senza affanni la gabbia. Ora gli ultimi 2 ostacoli, pigia sull'acceleratore per superare il passaggio di sentiero, ancora un ostacolo e arriva il netto in 31,29, molto molto vicino a Michel Robert. 31,29 gli vale la seconda posizione. Dunque per Conor Swail 31,29 non riesce a insidiare la leadership di Michel Robert con 30,55, ma si colloca in seconda posizione. In terza c'è Niklaus Schurtenberger per la Svizzera in sella a Corranda. Linea allo studiolo. Sì, ancora con il commissario tecnico della nazionale Duccio Bartalucci, con Enrico Maria Frana. Prima lo abbiamo stoppato nel momento del cambio rete, aveva una curiosità da chiedere a Duccio Bartalucci, vero Enrico? Non avevamo ancora discusso del mio percorso, in quanto sono venuto direttamente qui e lui era già in postazione, e volevo appunto chiedere come ha trovato il percorso, il cavallo, la forma, lo stato di forma del cavallo di cui stavamo discutendo. Allora, in diretta Bartalucci su Frana. Ha saltato veramente bene, il cavallo è in recupero, come avete detto lo scorso anno purtroppo è una situazione fisica che si è protratta durante la stagione, ha impedito a questo binomio, che era stato uno dei punti di forza della nostra squadra nei concorsi più importanti della stagione precedente. Ora contiamo di recuperarlo. Questo concorso è molto importante, è un concorso di rientro, però Enrico sarà in sella con Doizzu nella Coppa delle Nazioni di San Gallo la settimana prossima. Tra l'altro, Duccio, Enrico Maria Frana è un cavaliere che si è distinto particolarmente a livello giovanile, vincendo tutto quello che era possibile vincere, e ha dimostrato buona personalità anche al cospetto dei seniores.
Sì, non si è mai tirato indietro e ha fatto delle coppe importanti con signori risultati anche in campi tipo Aachen e comunque si è sempre preso tutte le responsabilità che gli abbiamo dato anche in situazioni difficili, quindi mi fa piacere di poterlo recuperare soprattutto in una stagione molto dura come questa. Ecco Duccio, tornando per un attimo alla Coppa delle Nazioni di domani, hai visto gli irlandesi? Sono in grande forma? Sì, ma io l'ho detto anche dopo il sorteggio, molti giornalisti mi hanno domandato, io credo che queste sono 8 nazionali veramente forti, non si può dire meglio una o meglio l'altra, è una gara alla pari dove conta molto l'episodio giornaliero, cioè la forma del cavallo, del cavaliere, il percorso che troveremo, le condizioni anche magari climatiche, il caldo potrebbe pesare in una gara così su alcuni cavalli magari meno abituati a temperature più calde o comunque soffrire delle situazioni proprio di tenuta fisica in una gara come la Coppa delle Nazioni, soprattutto con questa formula dove tutte le squadre rientrano e quindi veramente fino alla fine bisognerà gareggiare al meglio con tutta l'attenzione possibile. Dopo il ritiro di Maria Sundberg in sella Carlot per la Svezia, ora il percorso di Gerko Schröder per l'Olanda con Eurocommerce Rome, gioca in casa dunque Gerko Schröder schierando Rome a Piazza di Siena, cavaliere nato il 25 luglio del 78, per quanto riguarda i campionati europei Young Riders, oro individuale a squadre nel 99, argento a squadre nel 97 e per quanto riguarda la carriera juniores un oro individuale nel 96 a Predazzo. Gerko Schröder per l'Olanda. Da battere il 30,55 di Michel Robert, che è sceso in campo con la sua Olympia per secondo. Intanto arrivano le prime 4 penalità per il cavaliere olandese. 35 secondi netti, era abbastanza veloce, si inserisce in 6ª posizione con le sue 4 penalità. Ora per la Gran Bretagna Tim Stockdale monta Fresh Direct Parsival, un cavallo intero nato nel 1992. Molte le squadre, le nazioni rappresentate a Piazza di Siena, non tutte a livello ufficiale: Francia, Germania, Svezia, Gran Bretagna, Olanda, Irlanda, Italia, naturalmente Belgio, Brasile, Colombia, Giappone, Grecia, Liechtenstein, Messico, Spagna, Svizzera e Stati Uniti. Vi ricordo che il direttore di campo è Giovanni Bussu, che ha previsto per questa categoria a 2 fasi un primo tracciato con 9 ostacoli. Si parte con un passaggio di sentiero 1,40 per 1,45, poi un verticale 1,48, un altro passaggio di sentiero 1,45 per 1,65, poi la doppia gabbia, in entrata un passaggio di sentiero 1,45 per 1,60, quindi 2 verticali a seguire di 1,50 m, poi il numero 5, un passaggio di sentiero 1,48 per 1,70, il 6, un verticale di 1,50 m, il 7, il largo di tavole e barriere 1,50 per 1,70, poi la riviera a fosso, non c'è errore se si va a sfiorare l'acqua, poi il numero 9, un altro verticale di 1,50 m, comincia dal 10 la seconda fase con un largo 1,48 per 1,50, poi un verticale di 1,48, un altro passaggio di sentiero è il secondo elemento della gabbia 1,45 per 1,50, un verticale numero 12 1,50, un passaggio di sentiero 1,45 per 1,60, è proprio quello che sta affrontando il binomio inquadrato, e poi la chiusura la vediamo con il verticale su cancello e barriere di 1,50 m. Intanto è netto il percorso di Tim Stockdale in 35,71.
35,71 gli vale il terzo posto alle spalle di Michel Robert e di Conor Swail per l'Irlanda. Dunque è una gara che ha ancora molto da dire, infatti abbiamo visto all'opera 32 binomi, in tutto sono 53 ed è possibile che fra gli ultimi si annidi qualcuno capace di insidiare proprio l'asso francese. Ora tocca a Giordano Cattapan per l'Italia, monta Dawson, castrone frutto del nostro allevamento, nato nel 1991. Giordano Cattapan è veneto e cederei ancora la linea allo studiolo. Sì, proprio prima della fase centrale della gara di Cattapan. Questo è un binomio, Duccio, che ha dimostrato anche ai campionati italiani di essere molto a proprio agio nelle gare contro il tempo. Sì, è un cavaliere che ha portato questo cavallo avanti da quando era giovane, facendo tutte le tappe per arrivare fino a qui molto bene e molto competitivo. E vediamo questa, se riuscirà a entrare nella seconda fase del percorso, potrebbe essere una buona cartuccia per noi per cercare di prendere il tempo di Michel Robert, che non è così semplice da fare, ma lui è comunque un cavaliere che non si risparmia di certo. E qui ha avuto... Dawson è già entrato in seconda fase, 4 le penalità, deve affrontare la gabbia, lo fa nel migliore dei modi, piuttosto ardente nella circostanza Dawson, e non ha... c'è stato un errore al tabellone, era comparso un 4, ora è riapparso, c'è l'errore all'ultimo ostacolo, il tempo è di 32,71, sono 8 comunque le penalità per Giordano Cattapan dopo i capricci del tabellone, il risultato definitivo. E vorrei dire a Duccio Bartalucci che mi sembra di assistere alla solita vigilia di Coppa, molta tensione e fiducia da una parte, rispetto per gli avversari dall'altra, però un po' tutto il mondo è paese, si cerca di fare un po' a scaricabarile, come si dice, no? Gli altri capi equipe indicano favorita l'Italia, padrona di casa, e Duccio vede favorita la Francia come di consueto e assegna chance anche agli irlandesi, a qualche altra sfidante, se non sbaglio. No, io credo che noi possiamo batterci alla pari con tutti, quindi non mi sento battuto in partenza assolutamente, ma poi io non indico mai per scaramanzia l'Italia quando fanno questa specie di sagra del pronostico, e quindi anche questa volta non ho voluto cambiare strategia. Credo che comunque, ecco, sia una gara veramente aperta. Noi dovremmo trovare le chiavi di funzionamento soprattutto in alcuni binomi che sono veramente fondamentali. Io penso che la chiave del nostro risultato domani sia di avere Gianni Govoni nella forma in cui io l'ho visto a Erest della Frontera. Sì, ma anche in questo inizio di stagione ha gareggiato veramente bene, quindi... Ricordiamo che Gianni Govoni con la sua cavalla per un soffio, proprio un battito di ciglia, non è entrato nella finale a 4 dei World Equestrian Games. Intanto in campo per l'Italia Francesco Corsi con Codex Landeskate. Siamo nella seconda fase, superata la gabbia, siamo intorno ai 20 secondi, ancora 10 secondi separano l'atleta azzurro da Michel Robert, ma ci sono ancora 2 ostacoli da superare. È molto difficile avvicinare il francese, però sarebbe già un bel risultato chiudere con il un netto che arriva in 38,07. Dunque prestazione molto soddisfacente per Francesco Corsi, che si inserisce in quarta posizione, un'ulteriore nota positiva per il nostro commissario tecnico. Questo è un ragazzo che al debutto a Piazza di Siena è uscito 2 anni fa dalla squadra Young Rider, dove fece l'ultimo campionato d'Europa a Gijón in Spagna molto bene.
quindi debutto a Piazza di Siena, aveva avuto qualche impaccio con i 2 cavalli precedenti nelle altre gare, questo è il suo cavallo di punta, e è molto importante che abbia chiuso la sua giornata di esordio nel migliore dei modi. Claudio? Sì, vai Valerio. Sì, volevo approfittare della cortesia di Nick Skelton per rubargli soltanto un paio di minuti perché poi deve andare via. È un piacere e un onore averlo qui. Sicuramente. It's a pleasure and honor to be here for to have you in Italy. Now, welcome again after 2 years. Yeah, thank you very much. I think I was here maybe 5 years ago. I was here, or maybe even be 6, I think. Sono 5 anni, ha detto che era lontano dall'Italia. But it's still the same, and it's a very beautiful show. One of my favourite shows. And I'm back this time with 3 young horses. So I hope that everything goes okay. Dice che è sempre un piacere, è una delle sue gare preferite, soprattutto per lo scenario. Qui ha portato 3 nuovi cavalli che si stanno comportando al meglio. What do you think about the Nations Cup, about tomorrow? Cosa ne pensa ovviamente e qual è il suo pronostico per la gara di domani, per la Coppa delle Nazioni? I think it'll be a very good competition, very interesting. For us, we have a couple of young horses in there and 2 experienced ones, so hopefully, we should do well. Naturalmente la speranza è quella di far bene, molto dipenderà dalle risposte dei cavalli. Intanto annotiamo il 34,26 di Ionella Ligresti che si sistema nelle posizioni alte di classifica, terza, vero Claudio? Sì, terza. Un ottimo percorso quello di Ionella Ligresti con l'Oropiana Romello, bella soddisfazione per l'Amazzone italiana che dunque è alle spalle di Michel Robert e di Connorsway, il cavaliere irlandese. Non so se hai ancora una domanda per Nick Skelton o se è già andato via, forse si potrebbe chiedergli qualcosa sul momento piuttosto critico del settore del salto ostacoli nel suo paese, in Inghilterra, dopo la sua lontananza e soprattutto il declino dei fratelli Whittaker. Sì, in effetti era proprio quello che volevo chiederti. In England it's a bad moment for the equestrian movement. Yeah, things aren't going so well at the moment as we would like to, but like I say, we have some younger horses coming through now, and hopefully, this year or next year could be more lucky for us. There are very young riders in this moment, or not? Yeah, we have a lot of young riders. John Whittaker's still there and Michael Whittaker, but at the moment John hasn't really got a horse for this, but he's looking for a horse, but I mean he still rides very well, and so does Michael. Avete sentito che anche Skelton ovviamente ha sottolineato come non è sicuramente un buon momento, però all'orizzonte ci sono delle buone possibilità, i nomi però sono quasi sempre quelli, Claudio? Sì, infatti tu, se non sbaglio, gli hai chiesto se ci sono all'orizzonte cavalieri giovani. Lui ha risposto sui cavalli, però ha fatto i nomi dei soliti noti. Dei soliti noti, sì, John e Michael Whittaker. Ok, ringraziamo di cuore Nick Skelton, good luck, ed ora per l'Italia Bruno Chimirri con Landknecht, di gran carriera verso l'ultimo ostacolo, conclude con 8 penalità nel tempo di 32,48, lontano dalle prime posizioni, 13° posto parziale per il cugino di Vincenzo, Bruno Chimirri. Ed ora Alberto Cocconi, ancora per l'Italia, con Esiris Disigny, una femmina Saint-Français nata nel 1992. Alberto Cocconi, nato nel giugno del 60 a Parma, ha avuto come istruttori Antonio Oppes, Raimondo Dinzeo e Graziano Mancinelli, scusate se è poco. Con Esiris Disigny Cocconi si è piazzato all'8° posto all'ultima edizione degli assoluti ai Pratoni del Vivaro fra Rocca di Papa e Rocca Priora.
si è un po' disunito sulla doppia gabbia. Bene invece su questo verticale. La combinazione ha portato 4 penalità, dunque non potrà accedere alla seconda fase. Bene sul fosso, ora il verticale, e conclude la sua prestazione in 62,54, non accede alla seconda fase. Alberto Cocconi lascia il testimone a un altro azzurro, si tratta di Piero Migliorini che monta Guy de Moulin, un cavallo nato nel 90, di origine tedesca, viene dalla Westfalia, invece Migliorini è toscano, è nato ad Arezzo. Piero Migliorini ama molto lo sport e in particolare è appassionato di rugby, disciplina che pratica, una disciplina che ama il contatto. Speriamo non ce ne sia troppo con gli ostacoli disseminati sul verde da Giovanni Bussu. Sono già 4 le penalità per Migliorini. Sempre leader Michel Robert, percorso netto 30,55, in seconda posizione per l'Irlanda Conor Swale, Wingates Paragon 31,29, e poi in terza posizione Ionella Ligresti, Loro Piana Romello, percorso netto in 34,26. Questa è una classifica provvisoria che ha avuto fin dall'inizio un leader riconosciuto, il francese Michel Robert. Errore al verticale in bianco e grigio, dunque non accede alla seconda fase. Migliorini 12 penalità nel tempo di 65,18. E adesso tocca al campione italiano in carica, Vincenzo Chimirri, monta Rosa, femmina di origine italiana, nata nel 1991, che vedremo impegnata domani in Coppa delle Nazioni, dunque un altro percorso da seguire, anche se evidentemente Chimirri non vorrà tirar fuori tutte le energie dalla sua saltatrice, la risparmierà per domani. Importante vedere comunque l'approccio al concorso in questa giornata di apertura. E intanto vedete che il vento ha abbattuto un ostacolo, c'è un problema, potrebbe questo innervosire Rosa. Ho visto con la coda dell'occhio, non mi pare che sia stato abbattuto, no, vedete che l'ostacolo viene divelto proprio dal vento, dunque non si tratta di penalità da parte di Rosa, di Vincenzo Chimirri, un ostacolo molto sottile. Il numero 2, lo Studiolo. Ionella Ligresti, straordinaria terza. Sono veramente contenta, veramente tanto contenta, anche perché era un po' di tempo, ho ripreso a montare da poco tempo e arrivare a Piazza di Siena e fare 1-0 nella grossa è per me una soddisfazione immensa, sono veramente felice. Romello ha saltato benissimo. Ma veramente bene. Veramente, scusate, ho il fiatone. Ancora un po' affaticata dalla... Sì, ma Ionella, col fiatone hai abbattuto un ostacolo adesso per far sbagliare Vincenzo. Ma non ero io, ero rivolta dall'altra parte. No, in effetti si è alzato un vento anche abbastanza fastidioso, l'abbiamo sottolineato in precedenza, un vento a raffiche che se rende la giornata fresca, piacevole dal punto di vista della temperatura, crea qualche problema. Abbiamo visto in difficoltà gli aiutanti di campo di Giovanni Bussu. Ora può riprendere Vincenzo Chimirri con Rosa. Linea nuovamente allo Studiolo. Sì, teniamo, Ionella può rimanere ancora qualche minuto, invece chi deve andare via è il colonnello Jerry Mullin, che è lo chef d'equipe dell'Irlanda, e naturalmente gli chiediamo un pronostico per domani. What about tomorrow, the National Cup? I'm hopeful. I mean, the Piazza di Siena is looking really good. Very good teams here, and we have a very good sponsor with Samsung. I think the French are extremely strong.
I think the Italians will want to show the home crowd that they can do well. So for me, tomorrow I would take the French to win, and I hope that we put in 2 good rounds. We have good guys and some young guys, and I do hope that we do very well. You have a problem with David O'Brien, it's really... Yes, we had to change the team in the last moment, but Shane Carey is, Lieutenant Shane Carey has taken his place, and he is also quite a good guy. And I'd be hopeful tomorrow for... it would be nice for us to have some good rounds, and we have Kevin Babington here, who is very experienced, and we have Cameron Hanley, who is really experienced and going well. So I'm hopeful for tomorrow. Okay. Thank you, good luck. Thank you very much. Thank you. Grazie al commissario tecnico della nazionale irlandese, vi traduco velocemente, le speranze sono quelle di un buon piazzamento, ha indicato Francia e Italia tra le nazioni favorite e gli ho chiesto del problema di O'Brien, che ha vinto a Pontedera la settimana scorsa ma che poi ha avuto dei problemi con il proprio cavallo, ha chiesto Mullin e ha avuto la possibilità di sostituirlo proprio con Shane Carey, che abbiamo visto vincere la gara precedente. Lui spera naturalmente anche, fa molto affidamento sulla grande esperienza di Kevin Babington e di Cameron Hanley. A te, Claudio. Intanto sono 5 le penalità per Vincenzo Chimirri e Rosa, e dobbiamo dire che fin qui i cavalli visti all'opera nella giornata d'apertura, impegnati domani in Coppa per quanto riguarda la squadra azzurra, non hanno incantato. Speriamo che questa sia l'altra faccia della luna e che domani rivelino il loro volto migliore. Per l'Italia ancora Andrea Bracci con Double Dis, cavallo di origine francese, nato nel 91. Andrea Bracci è romano, gioca dunque in casa, nato nel marzo del 65. Già 4 le penalità per Bracci. Diversi binomi azzurri in sequenza dopo Bracci. Avremo Emanuele Fiorelli, poi Giuseppe Rolli. Chiude la prima fase con 4 penalità. In prima fase 4 le penalità per Bracci nel tempo di 66 e 74, non accede alla seconda fase. In campo Emanuele Fiorelli con Western Union Gabi della FAM, linea allo studiolo. Con Ionella Ligresti che davvero non sta nella pelle, continua a chiedere quanti ne mancano. Adesso glielo diciamo. Ne mancano 13 se non ho contato male, no Claudio? Beh, ho detto prima, speriamo che non mi passi davanti nessuno se non un italiano per vincere la categoria. Allora anche un po' di nazionalismo, giustamente. Beh, sicuramente. Sono 13, lo confermo, a meno che ci sia qualche ritiro dell'ultimo momento. Andiamo a vedere allora Emanuele Fiorelli, poi torneremo ancora a parlare con Ionella Ligresti. Fiorelli monta una femmina di origine francese, lui è nato nel dicembre del 66, è pesarese, ha avuto come istruttore Uberto Lupinetti. Per lui debutto agonistico in gare internazionali nel 99, 25esimo agli assoluti quest'anno ai Pratoni del Vivaro con Gibus de Mont. Riepiloghiamo la situazione. Al comando il francese Michel Robert, Olympia, percorso netto 30,55, poi Conor Swale, Irlanda, Wayne Gates, Paragon 31,29, quindi Ionella Ligresti, Loro Piana, Romello, percorso netto in 34,26. Adesso Emanuele Fiorelli, è ancora netto il suo percorso. La gabbia bene sul verticale d'ingresso, ottimamente anche sul largo di uscita, superato con un brivido il verticale su cancello e barriera in bianco e rosso, ultimo salto, e arriva il netto per Fiorelli 38,46, il tempo è piuttosto alto, però non è male la prestazione di Fiorelli.
nella gara grossa della giornata. Ora Giuseppe Rolli con Castello, cavallo intero, nato nel 92. Fiorelli è in sesta posizione. Giuseppe Rolli, nato nel maggio del 78, con questo cavallo agli assoluti si è piazzato al settimo posto. A livello Young Riders ha vinto a Modena nel 99 con Lord Marco, nel 98 a Magreta sempre con Lord Marco, poi nel 97 con Iolente. Dunque una carriera giovanile di assoluto rispetto per Giuseppe Rolli. Un cavaliere che praticamente non sa cosa significa gara d'assaggio, perché ha un carattere che lo porta sempre a giocare fino in fondo le proprie chance. Vediamo se lo farà anche in questa circostanza, anche perché si sta avvicinando la seconda fase, superato il fosso, ora il rallentamento necessario per affrontare il verticale di barriere. Comincia la seconda fase, con questo passaggio di sentiero superato, piegata a mano sinistra per affrontare la gabbia. Bene anche qui, siamo intorno ai 15 secondi, metà della seconda fase, sfiorato anche l'elemento del verticale in bianco e rosso. Ancora un ostacolo per Rolli, siamo intorno ai 27 secondi, è molto vicino anche allo stesso Robert. 31,73, dunque per lui arriva il terzo posto. Giuseppe Rolli e Castello, percorso netto in 31,73, terza posizione, scivola in quarta Ionella Ligresti, che comunque deve essere soddisfatta per una prestazione davvero di rilievo. Terzo posto per Giuseppe Rolli, sembrava addirittura in grado a metà percorso di insidiare la leadership di Michel Robert, o quantomeno di appaiare Conor Swale per la seconda posizione. Invece si è limitato a occupare la terza piazza, ed ora per la Spagna Fernando Sarasola monta Nikita de Lobry, una femmina nata 13 anni fa. Linea ancora allo studiolo. Sì, un'ultima battuta con Ionella, che ha detto di essere molto stanca, quindi voleva andare via. Allora Ionella, abbiamo già detto, una bella soddisfazione. Molto. Davvero, te lo aspettavi? No, devo dire di no, anche perché non essendo abituata a gareggiare tanto spesso e comunque non facendo gare a questo livello, arrivare a Piazza di Siena e fare subito 1-0 in grossa, veramente non me l'aspettavo, quindi sono veramente contenta. A questo punto la tua performance romana domani, dopodomani, no, domani sempre no, meglio si spera, chiaramente si spera sempre meglio. Romello magari domani lo faccio riposare e valuteremo col tecnico poi se fare il piccolo o il grande Gran Premio. E allora noi aspettiamo. Intanto qui c'è un problema serio per Sarasola, fortunatamente senza conseguenze. Grazie allora, e ancora complimenti a Ionella Ligresti. Grazie mille. E ancora la linea in postazione a Claudio. Sì, c'è grande affare per gli aiutanti di campo di Giovanni Bussu. Io non so se tu hai ancora qualche ospite, perché è un tempo morto questo, si sta cercando di ripristinare l'ostacolo numero 10, il primo della seconda fase. C'è il ritiro nella C'è seconda ancora fase. Duccio Bartalucci con me. Bene, intanto c'è il ritiro da parte di Sarasola, ed ora toccherà a Keith Shore per la Gran Bretagna. Vai Valerio. Sì, allora Duccio, mancano a questo punto solo 9 percorsi. Ho visto che stavi scrutando la lista dei partenti, mancano tra gli altri anche Arioldi, Slotak, Govoni. Chi pensi che potrà andare ad insidiare la posizione di Roberto? Ma io intanto guardando un po' ai nostri, Roberto se va in seconda fase penso che sicuramente tenterà di centrare la vittoria. E poi abbiamo ultimo a partire Gianni Govoni,
in realtà questo dovrebbe essere un percorso di approccio per la Coppa, ma Gianni ha l'agonismo nel sangue, quindi bisognerà vedere se sentirà bene la cavalla, se magari stringendo qualche curva, anche perché lui è talmente continuo nel ritmo e fluido che magari senza neanche strafare potrebbe insidiare anche il primo posto di Michel Robert. È un cavaliere un po' similare, cioè riescono nella fluidità del galoppo a fare dei tempi straordinari. Keith Shore per la Gran Bretagna monta It's Magic Max, castrone nato nel 94, atteso dal fosso, superato, c'è un rifiuto sul verticale che concludeva la prima fase, dunque 4 le penalità. Non può accedere alla seconda fase il cavaliere britannico ed è dunque la volta di Emiliano Varagnolo con 78,55 Mankind, quindi 2 penalità per aver la femmina superato il tempo massimo, nata totale nel 6. 94. Questo è il risultato Emiliano di Varagnolo Keith è nato nel febbraio del 76 a Roma, appassionato di tennis. Per lui debutto in gare internazionali nel 97, è al debutto qui a Piazza di Siena. Con Mankind nono posto agli assoluti dei Pratoni del Vivaro. Ha guadagnato l'accesso a questa edizione dello Xio di Roma, dove lui esordisce. Prima Piazza di Siena. Vediamo se avvertirà l'emozione dell'esordio davanti a un pubblico competente, esigente e su un palcoscenico così importante. Doppia gabbia, grande grinta, nessun errore. Ora il passaggio di sentiero seguente. Bene anche qui. Superato il verticale su cancello e barriere. Ora la giusta rincorsa per affrontare il fosso. Superato. Bene anche sul verticale di barriere. Seconda fase. Non c'è errore su questo largo. Ora la gabbia. Un'esitazione, poi si riprende la giusta rotta di crociera per andare a superare anche il passaggio di sentiero in uscita. E comunque vada, è un buon percorso quello di Varagnolo fino a questo momento. Ancora 2 gli ostacoli sul suo cammino, c'è purtroppo errore su questo passaggio di sentiero, non deve disunirsi. È comunque da applaudire il percorso di Emiliano Varagnolo, 4 penalità nel tempo di 34,72. E adesso per la Germania Elena Weinberg monta Alfurens Ramonus, cavallo intero nato nel 1992 di origine annoverana. Certamente non riusciremo a vedere la conclusione di questa categoria perché mancano ancora 8 binomi e abbiamo ancora a disposizione circa 8 minuti. Credo però che gli appassionati potranno vedere il termine della categoria su Rai Sport Satellite. Chiedo conferma a Roberto Gambuti se Rai Sat potrà concederci qualche minuto in più per seguire la fine. Su Rai 3 la chiusura è tassativa alle 18:53, forse riusciremo a strappare qualche minuto su Rai Sport Satellite. Intanto Elena Weinberg per la Germania
Comincia la seconda fase, molto diligente Alfurens Ramonus, che però va a sbagliare. Dunque arrivano le prime 4 penalità per il binomio tedesco, atteso dalla gabbia. Sono 8. Abbiamo ottenuto un minuto in più su Rai 3, però non credo che basteranno ugualmente per vedere il termine di questa categoria. Vi ricordo che abbiamo seguito su Rai Sport Satellite le 2 categorie precedenti. 2 errori, 8 le penalità. Quella vinta da per Vincenzo Elena Weinberger. Kimirri, la categoria a tempo, e poi la categoria mista siglata da Shane Carey per l'Irlanda. Ha concluso Elena Weinberg, non può insidiare la leadership di Michel Robert. Ora per l'Olanda Albert Zoer, monta Lovina, femmina di origine olandese, nata nell'89. Albert Zoer sta per compiere 28 anni. Nel 2002 nona posizione al campionato assoluto nazionale. Parte intermedia della prima fase. Piegata a mano destra per affrontare il fosso. Può accedere alla seconda fase Albert Zoer. Ora però deve incrementare i ritmi se vuole inserirsi nelle prime posizioni. Sembra più intenzionato a badare alla precisione sui salti che non alla rapidità, il cavaliere olandese, atteso dal verticale in bianco e rosso dove c'è errore. Passaggio di sentiero e ostacolo conclusivo. Ma siamo già oltre i 35 secondi, dunque ancora in testa Michel Robert. 4 le penalità per Albert Zoer nel tempo di 40 e 94. 4 le penalità. Ed ora tocca al brasiliano Bernardo Alves con Oberon, cavallo intero dal mantello Sauro, nato nel 1991. Questo cavaliere è del 74. I campionati del mondo di Ares della Frontera, 9º con la squadra, 32esimo a livello individuale. 12 anni dall'Isle d'Armes. Bernardo Alves è nato nel 74. Con Oberon ha preso parte al campionato del mondo di Jerez. Bernardo Alves, Oberon. Sembra un po' calato il vento rispetto alle folate cattive di un quarto d'ora fa. Un vento impetuoso soprattutto quando è entrato in campo il campione italiano in carica Vincenzo Kimirri. Prima giornata di gare nel quadro della 71esima edizione del concorso ippico internazionale di Piazza di Siena. Una vittoria per l'Italia grazie a Vincenzo Kimirri, una per l'Irlanda con Shane Carey, ed ora un francese al comando, il fuoriclasse Michel Robert, nella categoria a 2 fasi. L'intervento energico del cavaliere per affrontare con il dovuto equilibrio la gabbia, ora il verticale in bianco e rosso. Ultimi 2 ostacoli.
per Bernardo Alves, che commette errore al passaggio di sentiero numero 13. Sono 4 le penalità nel tempo di 31,72, era molto veloce il cavaliere brasiliano. E adesso per la Svezia Henrik Ankarkrona con Audis Candlelight, un castrone di origine olandese nato nel 1999. 27 di testiera. Scusate, 89, sarebbe un po' troppo giovane. Anche se va detto che ultimamente si è cercato in diversi paesi di portare a gare importanti soggetti giovani per plasmarli, per abituarli al clima agonistico di grande livello fin dagli inizi della carriera internazionale. 4 cavalli e quindi poi sapremo se Michel Robert manterrà il suo primo posto oppure no. Michel Robert, che lo ricordiamo, è stato secondo ad entrare in campo, eppure è riuscito a resistere. Henrik Ankarkrona, nato nel luglio del 1979, sta cercando di ampliare la propria esperienza con trasferte di prestigio, ma ha già commesso un errore all'elemento d'uscita della doppia gabbia, un errore poi doppiato e triplicato, siamo a 12, e dunque vede sfumare la possibilità di accedere alla seconda fase il cavaliere svedese, che va comunque a concludere la prima. Rimangono 12 le penalità per il binomio svedese in 66 e 70, ed ora Roberto Arioldi monta l'Oro Piana Dime de la Cour, una femmina nata nel 91, Selle Français, origine francese dunque. È l'ultimo percorso che seguiremo, poi dovremo cedere la linea allo studio, almeno per quanto riguarda Rai 3. Continueremo la nostra telecronaca su Rai Sport Satellite. Seguiamo comunque quello che è stato un binomio campione d'Italia. Roberto Arioldi, L'Oro Piana Dime de la Cour, è stata sua partner in una vittoriosa esperienza agli assoluti, però il cavaliere che stiamo per seguire ha ottenuto 5 titoli italiani, 1 con Dime de la Cour, 3 con l'Oro Piana Paprika della Loggia e 1 agli inizi della carriera con Rosa. La grinta di Roberto Arioldi, che sembra aver smaltito l'incidente subito a Tortona, frattura di diverse costole per lui. Ricordiamo da battere il 30 e 55 di Michel Robert. Vi ricordo l'appuntamento per domani, giorno di Coppa delle Nazioni, alle 16 su Rai Sport Satellite e alle 18 su Rai 3 per seguire la conclusione della Coppa. Italia che partirà per seconda. L'ultima a scendere in campo sarà la Francia, grande favorita. Intanto di buona lena ancora Roberto Arioldi, atteso dagli ultimi 2 ostacoli. Ultimo salto per Roberto Arioldi e Dime de la Cour, arriva il netto nel tempo di 30 e 96, straordinaria prestazione per Roberto Arioldi, che si inserisce in seconda posizione, inavvicinabile francese Michel Robert. Amici di Rai 3, è tutto da Piazza di Siena, appuntamento a domani. Roberto Arioldi, clear round in the second phase, time.